Dopo la festa della Madonna del Carmine, a Porto Empedocle, tra virgolette, fallisce anche la festa di San Calogero. Non più i 5 giorni tradizionali in cui il santo veniva portato a spalla dai portatori lungo tutti i quartieri della città, in ogni abitazione, ma vengono mantenuti solamente 2 giorni di sola processione, quindi rigorosa e controllata. Siamo qui alla Casa Portuale, siamo con il presidente del Comitato di San Calogero, i portatori si sono dimessi, voi invece no. No, noi non ci dimetteremo mai, perché la festa continuerà sempre. C'è stato un riordino della festa in collaborazione con il cardinale, perché ha detto che le feste devono essere 2 giorni. Abbiamo ritenuto, dato che non si poteva fare per tutti e 3 giorni tutto il paese, in 2 giorni non ce la facciamo. Abbiamo ritenuto opportuno risettare la festa e ripartire con le processioni per quest'anno. Il prossimo anno vediamo. Siete stati voi che avete scelto di fare solamente la processione oppure vi è stato ordinato? Dato che non c'è stata la possibilità di fare tutto il paese, per non sconnendare tutto il paese, per quest'anno abbiamo fatto la processione. Perché il cardinale ha detto che dobbiamo fare 2 giorni. In 2 giorni tutto il paese non si può fare. In tutta una collaborazione tra le forze dell'ordine, il clero e tutti, abbiamo fatto 2 giorni. Qual è la sua opinione? Dopo 180 anni, insomma, che la festa veniva svolta in un certo modo, questo cambiamento come l'avete preso? Soffriamo perché non si fa come prima, però un resettaggio era d'obbligo, a quanto pare. Un commento sulla festa di San Calogero di quest'anno? Beh, c'è poco da commentare, anche perché è stata notevolmente ridimensionata. Non lo so le colpe a chi sono state attribuite alla fine, però dispiace per tutti gli empedoclini perché è una festa simbolo per noi. C'è molta gente che viene dall'estero appositamente per questa festa. Speriamo il prossimo anno si ritorni ai vecchi fasti di una volta. Quest'anno tra San Calogero e Madonna del Carmelo abbiamo perduto punti a Porto Empedocle, tanti punti. Lei ritiene giusto il fatto che sia stata ridotta, ridimensionata oppure no? Sì, per quello che è successo negli anni addietro, sì, la festa di San Calogero. Resta sempre la tradizione di San Calogero, che per gli empedoclini è importante questa festa. Secondo lei è giusto o no che sia stata ridimensionata? Ma secondo me sì, sperando che nei prossimi anni le cose cambiano in modo positivo. Io penso che non è assurdo fare perdere 180 anni di tradizione a Porto Empedocle. E fare perdere una tradizione di questa non è una cosa normalissima. Sono disgustato di tutto quello che sta succedendo nel nostro paese. Hanno fatto perdere le tradizioni della festa della Madonna del Carmine, poi non parliamo di San Calogero per tante persone che si spostano come me, che io ho la promessa, ci tenevo da quando io sono nato. Purtroppo non ho niente da dire, soltanto disgusto, basta.